L'innovazione nell'agricoltura passa da qui, sempre alla ricerca di tecniche nuove per trattare al meglio i nostri campi e le nostre colture, migliorare i suoli e l'adattamento al cambiamento climatico attraverso tecniche di agricoltura conservativa. Questo è il progetto Help Soil, progetto finanziato dalla Comunità Europea, che l'ente della Regione Veneto Agricoltura ha fortemente voluto nella sua struttura a Valle Vecchia, nella laguna di Brussa. Adozione delle rotazioni agronomiche, quindi alternare sullo stesso terreno specie diverse negli anni, ridurre il più possibile fino alla semina diretta le lavorazioni del terreno, quindi apportare il minor disturbo possibile al suolo e infine mantenere il terreno sempre coperto con i residui colturali. Parola d'ordine, biodiversità. Quali sono i benefici di questa pratica? Migliorare la fertilità fisica, chimica e biologica dei terreni, ridurre l'erosione, aumenta la sostanza organica nel terreno, soprattutto negli strati più superficiali, riducendo poi le lavorazioni si cerca anche di avere un minor costo di produzione. Lavoro svolto da questa seminatrice che permetterà di arare e seminare i campi con maggiore efficienza. Per il settore agricolo è il frutto di una maggior sostenibilità. Help Soil lavora in questo senso per un'agricoltura sostenibile che sia rispettosa anche dell'ambiente.